Eder. Mech. Pallister. Devo dire una cosa, quando si è laureata la figlia, io ho fatto due book, fatto con la macchina fotografica, non con i telefonini. Cosa stai dicendo? Capisci? Domani sono 26 mesi che Liliana non c'è più e ancora adesso non abbiamo risposta. E mi domando perché, cosa è successo. Questa è una cosa che andava fatta anche per dare, come ho detto prima, una parola fine. Io spero che dopo lasceremo in pace Liliana. Sono dolori che ti prendono dentro finalmente. È stata durissima. Cercherò di non pensare, di riflettere, con la speranza proprio che tutto finisca. Vediamo se è vero o quantomeno possibile che uno o più telefoni in uso a Liliana fossero stati della figlia di Sebastiano. Liliana utilizzava un Samsung modello SMN 9005 e un iPhone XS. Il Samsung modello SMN 9005, noto come Galaxy Note 3, è stato annunciato e rilasciato nel settembre 2013. L'iPhone XS è stato annunciato il 12 settembre 2018 e rilasciato il 21 settembre 2018. La figlia di Sebastiano, Natasha, è morta il 10 ottobre 2010, quindi 3-8 anni prima che quei telefoni venissero messi in commercio. Claudio ha avuto un pensiero per Liliana lasciando un biglietto in cui si scusa per la riesumazione, ma dice che è necessaria per scoprire la verità. Non voglio neanche rispondere a queste cose, ognuno fa quello che ritiene, dopo io faccio la mia parte, quella del marito che ha perso Liliana da 26 mesi. Domani sono 26 mesi che Liliana non c'è più e ancora adesso non so quando è morta, come è morta e perché. E dopo tutte le sceneggiate che vengono fatte fuori da questo ambito, sono affari loro. Un po' di rispetto, guarda, un po' di rispetto verso Liliana e basta, cioè quello che abbiamo passato noi, io parlo del fratello, della cugina, dei parenti, sono cose tremende e dolorose. Altre persone, amici, non lo so, un presunto amante, non lo so. Guarda, quello che sta facendo è vergognoso e manca di rispetto verso Liliana e verso di me. Stamattina al cimitero, se tu che Claudio eravate distanti pochi metri, potevi andare a salutarlo. Non voglio neanche rispondere a queste cose qua, lui che faccia quello che vuole, quello che ritiene opportuno fare. Cioè io non voglio essere di mezzo, come ha detto prima, due uomini che tiravano Liliana da una sua parte. Io ho amato mia moglie, non ho mai tirato niente dalla mia parte, ho solo vissuto con lei 32 anni meravigliosi, abbiamo condiviso gioie e dolori, sono stati momenti molto duri ai primi tempi per vari motivi e poi finalmente abbiamo trovato l'equilibrio in tutte le nostre cose, nei nostri viaggi e ce li siamo goduti questi giorni. Nessuno mi porterà via 32 anni di Liliana, nessuno.
È stato drammatico. Ho perso completamente le forze, non stavo neanche in piedi, ho dovuto reggermi delle persone che erano vicine a me. Io dico, guardate, queste esperienze non le auguro a nessuno. Voi non sapete cosa vuol dire il dolore vero, profondo, il vero dolore profondo, di quello che hai davanti a te, tante cose non riesci magari a capire, ti aspetti che almeno tutto questo possa servire a dire delle verità, cioè di dare delle risposte, ecco. Una cosa positiva in tutto questo c'è, si avvicina il giorno in cui finalmente potrai cremare Liliana. Ma questa è una cosa che faremo, non è questo il problema. Oggi siamo qua per tante cose, per parlare di Liliana, parlare di quello che è successo stamattina. Io, come ti ho detto prima, io continuo la mia vita. È questo che Liliana vuole. Vuole che io continui a vivere nel suo ricordo, lei è dentro di me, nel mio cuore, e lo sarà per sempre. Stamattina al cimitero ha espresso due certezze, una che Liliana è morta il 14 e poi per la prima volta senza giri di parole ha detto che Liliana si è suicidata, concetto che tuttavia esprime ormai da molto tempo. Io penso proprio così, mi sono fatto questa idea. Pensando, non lo so se ci sono altre cose che ce lo dicano, il mio pensiero è questo. Abbiamo chiesto di l'opposizione all'archiviazione e di conseguenza abbiamo lasciato agli esperti, a chi di dovere, a dare le risposte che aspettiamo. Diciamo le cose come stanno. Tu avevi chiesto la cremazione del corpo e se il corpo fosse stato cremato oggi non avrebbe potuto essere riesumato. Punto numero 2. Se Sergio e Veronica non si fossero opposti all'archiviazione, di certo non l'avresti fatto nemmeno tu. Tu sei stato costretto a opporti perché sennò la gente avrebbe detto il fratello di Liliana si è opposto, Veronica si è opposta e il marito se n'è fregato. In alcune tue versioni Liliana la notte prima era molto triste, quindi si spiegherebbe un suicidio, ma in altre versioni Liliana era molto felice e ti salutava coi pupazzetti. In queste versioni come spieghi il suicidio? È giusta l'osservazione. Io me lo sono chiesto migliaia di volte, non centinaia. Cioè, cos'è successo? Io ti dico, ho salutato mia moglie, lei mi ha salutato con questi topolini di stoffa dalla finestra col sorriso, poi evidentemente ha sistemato la casa, ha messo tutto in ordine. Cosa un marito, ecco, cosa posso pensare? Queste sono risposte che non ce l'ha nessuno. Nella storia della criminologia ci sono stati casi in cui le autopsie hanno portato a conclusioni errate o incomplete riguardo le cause della morte, a volte a causa di errori umani, limitazioni tecniche, o mancanza di conoscenze mediche al momento dell'autopsia. Questi errori possono portare a sbagli nella conduzione delle indagini, nell'attribuzione di responsabilità per il crimine, o persino nella condanna di persone innocenti. La revisione dei casi, con l'avanzamento delle tecnologie e delle metodologie scientifiche, ha permesso in alcuni casi di correggere questi errori, portando a nuove indagini, riesami delle condanne e, in alcuni casi, all'identificazione dei veri responsabili. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.